siamo in compagnia di Ivano Zanfi, che è l'allenatore del Montecchio Precalcino. 4-4, vittoria sfumata a 1 secondo e 3 decimi dalla fine. Il suo giudizio sulla partita? Beh, una partita innanzitutto molto equilibrata, dove abbiamo rischiato anche noi, oltre che voi, di prendere qualche gol di troppo. Portieri tutti e due molto bravi, hanno rintozzato parecchie situazioni delicate. Diciamo che nel momento di crisi abbiamo sempre reagito riportandoci in vantaggio, e qua alla fine invece, dove bisognava essere tranquilli, perché con 4 secondi di tempo, perché possiamo portare la palla sull'angolo tranquillamente, palla nostra, avremmo dovuto non buttare via la pallina. C'è sempre qualcuno che gira in mezzo al campo, no? Se la butti via male arriva sempre la persona sbagliata. Purtroppo l'abbiamo pagata cara, perché sarebbe stato un bel risultato per noi vincere fuori casa la prima di campionato, insomma una bella iniezione di fiducia. Ecco, mister, una valutazione anche su quello che sarà il vostro campionato, il percorso in Coppa Italia: una vittoria, un pareggio e 6 sconfitte, 4 punti conquistati. Percorso in campionato invece quale volete fare? Noi abbiamo preso, diciamo, la Coppa Italia come allenamento, nel senso che abbiamo un ragazzo Franco, lo straniero, che non aveva mai giocato con noi. Avevamo dei ragazzi della Serie A2 dell'anno scorso che abbiamo integrato con i 2 che sono rimasti della 1, quindi c'era un po' tutto un problema di far coesistere tutte queste personalità, dopo non avendo un bomber, diciamo, a tutti gli effetti come squadra, perché il nostro è andato a giocare a Montebello, e abbiamo dovuto cercare di trovare un gioco corale di squadra dove tutti devono riuscire a fare in modo di arrivare davanti alla porta. È che siamo poco cecchini ancora, nel senso che anche stasera avremmo dovuto, sul vantaggio nostro e la pressione del Correggio, avremmo dovuto sfruttare meglio le situazioni. Bravo portiere, perché comunque lui ha fatto il suo, però delle volte magari essere un po' più cinici là davanti non farebbe male. Beh, diciamo che è stato un bel duello fra Salines e Sanson in questa partita. Un'ultima battuta, mi lego a quanto ha detto nella risposta alla mia prima domanda. Un Montecchio Precalcino che ha saputo reagire e segnare nei momenti più difficili. Ecco, più che il risultato di 4-4, credo che voi ripartiate da lì. Sì, noi abbiamo appunto questo, caratterialmente stiamo crescendo molto, stiamo cercando di trovare questa concentrazione che ci permetta di fare le cose fatte bene, andare a segno, andare a fare gol, però dopo, nel momento in cui andiamo in vantaggio, tendiamo un po' a rilassarci, a essere un po' leziosi, un po' troppo giocare di fioretto, come si diceva una volta, no? Ecco. E quindi non riusciamo mai a chiudere le partite, e dopo, sai, ci sono anche le altre squadre che sono arrembanti, e tante volte come stasera puoi pagarla, insomma, che è quello che è successo un po' anche in Coppa Italia, ecco. Grazie a Ivano Zanfi e in bocca al lupo al Montecchio Precalcino per il suo campionato. Grazie a voi, e anche a voi un grande in bocca al lupo.